Tante parole, ma pochi fatti. È questo il commento di uno dei genitori dei bambini che frequentano l'asilo di San Giacomo di Vittorio Veneto al termine del consiglio comunale di ieri sera. In tanti hanno di fatto assediato la riunione dopo la mobilitazione dell'intera giornata a seguito di quella che molti hanno già bollato come forzatura dell'impresa che ha piantato le tanto contestate barbatelle. Le famiglie della zona non vogliono che questo terreno sia coltivato a prosecco perché temono le ricadute sulla salute derivate dagli inevitabili trattamenti fra i filari. Contestano in particolare la vicinanza con l'asilo, al punto da dichiararsi pronti a ritirare i propri figli da scuola. Ieri intanto il comune ha emesso un'ordinanza che impone la sospensione dei lavori, ma a sera le barbatelle comunque sono state tutte piantate. Ora lo scontro si sposta inevitabilmente sul piano giudiziario, con comune e genitori da una parte e azienda agricola dall'altra.